Mio papà era un preparatore di auto da rally negli anni 70 e 80, aveva anche un suo team, correvano con vetture straordinarie come la Lancia Rally 037 o la Lancia Delta. Qui abbiamo per esempio una Lancia Delta Evoluzione che stiamo restaurando anche in onore di quel periodo, quindi io sono cresciuto in quel contesto e per me è stato naturale appassionarmi a questo mondo. Come è normale che sia, quando arrivi all'età di 10-11 anni fai pressioni al papà e dici papà ma dai fammi correre, e lui non ha potuto dire di no, quindi mi ha fatto correre. Abbiamo cominciato dal go-kart, che è la gavetta di tutti i piloti, è normalissimo cominciare dal go-kart, e fortunatamente sono riuscito a fare dei buoni risultati, sono cresciuto avanti e indietro per l'Italia, per l'Europa, per il mondo, fino ad arrivare nel 1999 a fare dei campionati internazionali che poi, grazie a quelle vittorie, mi hanno permesso di fare il grande passo sull'automobilismo da corsa, quello vero, che non era stato programmato. È una piccola favoletta perché appunto come accennavo prima non era assolutamente programmato il passaggio nell'automobilismo, perché l'automobilismo è molto costoso, è uno sport sicuramente difficile da quel punto di vista. E mio papà mi ha sempre detto goditela finché possiamo, corriamo in go-kart, però l'automobilismo non si può. E invece grazie a una gara che ho fatto in go-kart importante ho vinto una borsa di studio nella scuola di piloti di Henry Morrog, e ho vinto anche la scuola direttamente di Henry Morrog, e in palio c'era una stagione completamente gratuita in Formula Ford, che è un po' la Formula 4 di oggi. E da lì ho cominciato a correre e lì ho vinto 2 titoli consecutivi, e poi Autosprint ai Caschi d'Oro mi ha dato anche riconoscimento come miglior pilota italiano debuttante, e da lì poi ogni anno sono riuscito ad arrampicarmi in una gavetta poi molto lunga, perché comunque prima di diventare professionista ci ho messo un sacco di anni. Io nel frattempo, nel mondo del Ferrari Challenge, ero diventato un coach, quindi un allenatore. Oltre a fare il pilota, molti di noi per cercare di tirarsi fuori uno stipendio, cosa fanno? Fanno i coach, gli allenatori. Vado lì ed era Roberto La Corte che esaudiva il suo sogno di guidare una macchina da corsa. Abbiamo avuto un buon feeling subito e dopo circa un annetto in cui non l'ho mai sentito mi chiama e mi dice Giorgio, io ho un sogno, vorrei correre in macchina e vorrei arrivare alle 24 ore di Le Mans e ho pensato che tu sei la persona giusta che può portarmi ad arrivare al mio obiettivo. Io mi sono messo a ridere in realtà. E invece, cavolo, ha mantenuto le promesse. 4 gare all'attivo, iniziato a settembre, sarebbe dovuto finire a giugno con la 24 ore di Le Mans, ma con questo discorso del Covid-19 è tutto traslato. Le prime gare sono andate bene, più del previsto, siamo settimi in campionato per adesso, abbiamo fatto come miglior risultato un 6° posto a Silverstone, poi siamo andati in Cina, in Giappone, in Bahrain, in Texas, l'ultima gara era ad Austin, proprio il 23 febbraio, quando stava un po' nascendo questa allerta, questa emergenza Covid, eravamo già un po' preoccupati effettivamente. Daytona rimane il sogno, poi c'era anche la 12 ore di Sebring che sarebbe stata il mese dopo, è stata cancellata, quindi adesso i calendari sono tutti molto difficili da stilare. Allora, sicuramente il futuro sarà su una sostenibilità di quelli che sono i trasporti, di conseguenza l'automobilismo diventa pioniere della ricerca a livello tecnico, tant'è che oggi le vetture da corsa, molte di queste, anche quelle che uso io, hanno dei sistemi ibridi di recupero di energia che secondo me anche sono quelli che vengono effettivamente e verranno usati nei prossimi anni. L'elettrico sembra un po' la tendenza, con questo rallentamento del coronavirus secondo me anche gli investimenti saranno un po' traslati nel tempo, tant'è che tantissime case costruttrici stanno ritardando l'uscita di nuovi modelli perché purtroppo per mesi interi non è stato fatto fatturato e quindi le spese purtroppo rimangono sempre alte e gli investimenti quindi vengono ritardati per questo. Sicuramente il futuro sarà però verso una sostenibilità, verso un elettrico, verso quella tipologia di motori. Lo dico in realtà con un po' di amarezza perché io sono un grande sostenitore dei 12 cilindri, degli 8 cilindri, della benzina, però effettivamente non si può dare uno stop a quella che è l'evoluzione dei motori
io stesso comunque riconosco che anche a livello di performance e di potenza i motori elettrici o comunque gli ibridi sono straordinari, sono anche veramente incredibili da guidare e credo che nel mondo del motorsport, appunto che arriva un po' prima, nell'arco di 4-5 anni saremo molto più silenziosi.